Buon pomeriggio mister, quanto è soddisfatto di questo risultato? Allora, sicuramente sono molto soddisfatto perché dovevamo dare una risposta rispetto agli ultimi due risultati che non sono stati positivi per noi. Non abbiamo fatto una partita bellissima, soprattutto dal punto di vista tecnico, ci sono stati tanti errori, però oggi mi interessava che la squadra fosse compatta, fosse coesa e ho visto grande abnegazione da parte di tutti e il risultato non è mai stato in discussione, abbiamo punto quando dovevamo pungere e soprattutto abbiamo gestito molto bene la partita e abbiamo concluso alla fine con Francesco, quindi sono molto soddisfatto. Un commento, poi la lascio andare, su Gian Gaspero e la sua prestazione. Francesco lo sappiamo benissimo che tipo di giocatore è un giocatore fondamentale per noi, sicuramente il giocatore più forte della categoria e quindi siamo sicuramente contentissimi di averlo e speriamo che possa continuare a fare così. Grazie mille mister e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Buon pomeriggio mister, un commento a caldo sulla partita. Intanto buon pomeriggio. Si possono fare due tipi di analisi, quella sul gioco e quella del risultato. Sul gioco credo che la mia squadra fino anche dopo il secondo gol abbia giocato molto bene, abbia dominato, ma gli episodi ci hanno detto che oggi sono più bravi loro. Un 2-0, il primo sul rigore, non ho visto se ci fosse o meno, che secondo me ha cambiato sicuramente la partita e fino a quel momento li abbiamo dominati secondo me sotto tutti i punti di vista, sul gioco, l'intensità, loro difendevano con i piedi in l'aria, quindi devo dire molto bene i miei ragazzi, siamo giovani, siamo inesperti, loro hanno dei giocatori importanti che possono risolvere le partite, è una squadra questa che anche senza giocare benissimo arrivano sicuramente da un momento negativo, i risultati non ottimali per le loro forze, loro con giocatori di valore come un Bomber davanti la possono chiudere in qualsiasi momento anche senza bisogno del gioco. Noi invece siamo una squadra con magari valori sicuramente ottimi ma con meno anni di esperienza e quindi dobbiamo fare tanto per poter riuscire a vincere una partita come questa. Come vede il futuro dei suoi ragazzi per il proseguo del campionato? Il futuro di questi ragazzi è ottimo perché sono tanto giovani e sono tanto bravi, bisogna avere pazienza, non sono queste le partite che dobbiamo vincere ma dobbiamo passare attraverso queste partite per crescere e capire quali sono le cose che dobbiamo mettere. È una squadra con quella qualità lì, non puoi prestazioni sono buone, fare se nessun tipo crescono di le errore. prestazioni arriveranno anche Sei volte più perché abbiamo pesanti fatto di dei squadre gol. importanti. Grazie mille mister, in bocca al lupo per il campionato. Grazie.